Il credito cooperativo è una realtà che non può essere omologata, non deve essere omologata, ma va salvaguardata nell'interesse di tutti. La biodiversità anche nel sistema bancario, così come nel mondo reale, è una ricchezza che va salvaguardata. Il problema della BCE è che ci sono due teste, la testa della politica monetaria e la testa della vigilanza. Finora queste due teste sono state tenute separate e da un lato la testa della politica monetaria ha pensato a creare posti di lavoro. Draghi proprio nei giorni scorsi ha rivendicato che con il quantitative easing ha creato 7 milioni di posti di lavoro in Europa. Dall'altra parte la testa della vigilanza, della supervisione della BCE è stata affidata a chi crede solo nei conti in ordine e che non transige, quindi una logica puramente ragionieristica che cozza un po' con l'idea di dare la possibilità alle banche che operano più nel sociale, come quelle a movente mutualistico, a movente ideale, debbono avere, perché si tratta di dare dei rendimenti nel lungo termine. E quindi guardare solo al capitale, che è l'interpretazione che è stata data dall'altra testa di Francoforte, è pericoloso, è riduttivo e potrebbe essere controproducente. Quando uscirà Mario Draghi, dipende da chi sarà rimpiazzato, potrebbe esserci uno scossone sulla politica monetaria, sulla politica di vigilanza speriamo che ce ne sia un altro che porti qualcuno più lungimirante di quello che abbiamo visto in passato.